Una croce d'oro al valor militare, un gesto di riconoscenza per i 60 anni di ospitalità concessi da Vittorio Veneto a uno dei più importanti comandi dell'esercito italiano. Si chiude con questa speciale onorificenza, per la prima volta a una città, il legame di Vittorio Veneto col primo FOD, tra polemiche e commozione. Un grande dispiacere per questa partenza? Soprattutto un grande dispiacere perché era la mia, la prima famiglia. Era un punto di forza per la città dopo tanti anni e veramente ne siamo addolorati. Mi spiace, sì, soprattutto economicamente come presenza, ma non solo, ma anche come presenza militare in se stessa. Cosa dite di questa partenza? Dispiaciuti? No, addolorati perché dispiaciuti non esprime esattamente il significato della questione. Purtroppo è un pezzo di storia di Vittorio Veneto che perdiamo. Rappresentava comunque, oltre che un legame con la storia di Vittorio Veneto, ma anche la presenza di 500 famiglie in città che verrà meno in una fase di grave crisi economica. Lei di Vittorio? Poco da festeggiare, è un clima triste. Era doveroso dare la dovuta rilevanza a questo addio perché negli ultimi 60 anni la comunità militare e la comunità civile hanno convissuto assieme. Un commiato doveroso e commosso in pompa magna con tanto di annullo filatelico, fanfare e diretta streaming, ma non festoso. Proprio loro sono stati parte economica e turistica rilevante per le attività commerciali e il vivere quotidiano. È una partenza che ci lascia una ferita profonda nella nostra città, nell'imminenza, tra l'altro, di un anniversario come il centenario della vittoria. Un addio alla vigilia delle ricorrenze per il centenario della prima guerra, finita e vinta proprio a Vittorio Veneto. Ciò non è bastato a tardare almeno lo sgombero dei 6 stabili militari che verranno restituiti al demanio e che il sindaco si augura di riuscire a convertire per la cittadinanza. Stiamo cercando di trasformare una razionalizzazione in chiave riduttiva nella possibilità di mantenere l'efficienza operativa. Questo vuol dire chiudere enti, comandi. La spending review militare vuole infatti portare le forze armate da 190 a 150.000 e quelle dell'esercito da 115 a 90.000.